sono rimasta a Padova e volevo rendermi utile in qualche modo, sentivo che era una necessità mia personale e so che tante persone avevano bisogno di una mano. Io in particolare mi sono dedicata alle persone tra l'altro più in difficoltà in questo periodo, quindi gli anziani, e l'attività principale che ho fatto è stata distribuzione mascherine, ma anche compagnia, che sembra una cosa banale, in realtà non bisogna darla per scontato. E nonostante mi trovassi in un ambiente totalmente nuovo, nonostante io dovessi comunque aiutare le persone che si trovavano nel mio quartiere, comunque erano sconosciuti, che però hanno capito, forse perché immersi nel momento, nella difficoltà, hanno capito il valore anche del piccolo gesto che potevo offrire, e la risposta è stata grande, nel senso aiutare loro con un piccolo gesto ha aiutato tanto anche me, nel senso ho sofferto un po' la solitudine del periodo, però non mi sono sentita poi così sola aiutando gli altri, perché hanno aiutato in un certo senso anche me.